Comunicato ufficiale e solenne del movimento estremista ligure. Oggi, in data 2 settembre, abbiamo deciso di candidarci ufficialmente alla presidenza e alla governanza della regione Liguria. Proprio oggi, il 2 settembre, che è una data importantissima, che è il compleanno di Pippo Franco, che è un comico che mi ha sempre fatto morire da ridere. Leggo testualmente il testo. Mi candido ufficialmente a diventare, dopo le elezioni amministrative regionali, governatore, re e anche imperatore della regione Stato Liguria. Prometto solennemente di impegnarmi ad amare la terra più bella del mondo, restando umile. Firmato Andrea Di Marco. Ecco qua. Ci candidiamo alla presidenza della regione Liguria con un unico punto programmatico. E questo unico punto programmatico sono 3. Punto numero 1 del programma. No smart working. Lo smart working è una pratica aberrante per cui, finita la stagione balneare alla fine di agosto e i primi di settembre, tutti i milanesi, anziché sciamare e tornarsene a casa loro a lasciarci in pace, stanno nelle seconde case a fare smart working. Noi siamo per questa gente, lavori a casa loro. Non è che ci vengono a rubare la connessione da noi. Se non l'avete capito, lo capirete, gridiamo Milano Suca anche in rete. Ma andiamo avanti. Secondo punto programmatico. Cantieri intelligenti. Perché questa politica indiscriminata di aprire cantieri ovunque, in galleria, dappertutto, chiudere le autostrade, un po' ha premiato, perché ha reso la vita molto difficile ai milanesi che volevano venire giù da noi. Ma purtroppo ci ha avuto anche dei problemi, perché alcuni di noi sono rimasti invischiati ore e ore, inutilmente e anche ingiustificatamente e anche innocentemente. La nostra idea è di studiare dei cantieri che si aprano soltanto al passaggio del Foresto milanese. Cioè dei sensori, perché la tecnologia ci viene incontro, dei sensori che sentono se la macchina è milanese, chiude la galleria, chiude l'autostrada, se la macchina è ligure, lascia passare. Ci viene incontro anche la tecnologia, gridiamo Milano Suca pure in galleria. Terzo punto programmatico, bonus seconda casa. Questo è un bonus 1.000 euro, una tantum, che serve per disincentivare l'affitto della seconda casa ai milanesi e ai foresti. Non affitti per un mese, 1.000 euro. Non affitti per il mese dopo, altri 1.000 euro. Finché non l'affitti, 1.000 euro. Poi, se vuoi anche un escamotage, te lo dico io, ce l'affitti in nero, basta che non ci metti di mezzo noi. Chi vuole la seconda casa ci andrà a buca, perché anziché l'affitto ci diciamo Milano Suca. Quindi è tutto pronto per iniziare questa gloriosa cavalcata che ci porterà ad avere il governo finalmente della nostra regione Liguria. Insomma, con l'impegno di tutti arriveremo alla vittoria e renderemo la Liguria un posto veramente difficile dove vivere. Per dimostrare che non tutti i partiti sono uguali, scriviamo Milano Suca alle regionali.